Euroregione.news. Maratonina internazionale udinese. Pronti a partire con la 22esima Maratonina Città di Udine, che torna in edizione completa da venerdì 16 a domenica 18. Il presidente dell'Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon, per le novità dell'edizione 2022. Quest'anno riproponiamo un evento quasi come prima della pandemia, quindi con grande spazio anche ai bambini, alle famiglie, e oltre alla tradizionale maratonina internazionale che speriamo possa vedere e coinvolgere molti atleti di livello regionale, nazionale e anche internazionale, diamo spazio proprio ai bambini con la mini Round Espar, alla corsa coi cani, quindi il coinvolgimento e la promozione dello sport nella città di Udine e anche nel comune di Tavagnacco, visto che passeremo anche sul territorio di Tavagnacco, esaltando anche un po' le bellezze del territorio. Ci puoi iscrivere anche fino all'ultimo minuto, ma ovviamente suggeriamo di farlo adesso, in questi giorni, sia per tutti gli eventi. Sarà possibile anche nel corso del Friuli Doc presso le apposite casette posizionate ad esempio in via Mercato Vecchio nel centro storico della città. Come diceva prima il presidente Paolo Bordone, noi ormai è 14 anni che facciamo parte della famiglia della Maratonina, ci sentiamo proprio a casa. I valori della Maratonina sono i valori di Despar, quindi la famiglia, la sana alimentazione, lo sport, l'aggregazione, e quindi noi non possiamo far altro che sposare questa filosofia. La presenza nostra sul territorio è una presenza molto capillare e ci sentiamo in dovere di aiutare chi sul territorio crea tutto questo. Noi siamo felici di poter lavorare, di stare assieme a Maratonina. Faremo questa 3 giorni, ci sarà la mini Round Espar, che è la corsa dei bambini e delle famiglie che noi ormai sponsorizziamo da tantissimo tempo, e a questo punto continueremo a farlo per tutto il tempo che ci sarà possibile farlo. Noi siamo contenti ed orgogliosi, molti nostri colleghi fanno parte dell'organizzazione, molti vengono a correre, ci sono molte famiglie che portano i loro bambini a correre, che fanno parte già della famiglia Despar, e quindi a questo punto non possiamo fare altro che continuare a stare assieme. Civibank rinnova anche quest'anno il sostegno a questa eccezionale e storica iniziativa. Civibank ha vissuto negli ultimi tempi momenti di trasformazione proprio con l'obiettivo di poter rimanere la banca di riferimento di questo territorio e sostenere le eccellenze di questo territorio in ambito culturale, sportivo e sociale, con la finalità di creare un valore al Friuli Venezia Giulia e al vicino Veneto. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.